L'incidente è avvenuto alle 12:30 nella rotatoria tra via Copernico e Borgo Bassano, dove si intersecano la strada Valsugana e la regionale 53 Postumia. Un gruppo di ciclisti era impegnato nell'attraversamento della strada, con loro anche Antonio Piazza, 84 anni, originario di San Giorgio in Bosco. L'anziano, in sella alla sua bici, stava arrivando da Bassano del Grappa quando, nell'immissione in rotonda, è stato investito da un mezzo pesante carico di ghiaia che proveniva dalla stessa direzione. Inutile un disperato tentativo di manovra del conducente del camion, un 55enne di Cittadella. Finito a ridosso della cabina del mezzo pesante, Antonio Piazza è stato travolto. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il ciclista e provato una disperata corsa in ospedale. Qui l'84enne si è spento poco dopo il suo arrivo, alle 13:30. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Cittadella che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Notevoli anche i disagi per il traffico in uno snodo di attraversamento cruciale per la viabilità della città murata.